finalmente. Premetto che non sono ovviamente applausi di sarcasmo, perché sarebbe veramente impossibile farli. Partiamo dalla base. Bella a tutti, regà. Qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita che esce di domenica, perché purtroppo venerdì non ero a casa mia, su Cagliari-Genoa. Partita vinta dal Cagliari per 3-1. Allora, la partita nel primo tempo, a mio modo di vedere, è stata molto bella, perché molte occasioni, penso tre quarti delle occasioni ce le abbiamo avute noi, mentre l'altro quarto è tutto del Genoa, e anche il Genoa quando poteva comunque si è reso, scusate, ok, si è reso pericoloso, perché qualcosina l'ha creata il Genoa di pericolosa, però sostanzialmente eravamo, meno male non si è sentito un tuono bestiale, eravamo noi i padroni del campo, stavamo comandando noi in campo, il che è molto strano, perché sinceramente la vedevo una partita molto dura quella col Genoa, cioè pensavo venisse più sudata, effettivamente un po' lo è stato, però me l'aspettavo molto più combattuta, più difficile. Fatto sta che comunque il primo tempo, secondo me, è stato un primo tempo buono, seppur con qualche sbavatura ovviamente, tipo la rimessa laterale di Pellegrini, che è un qualcosa di veramente aberrante, però lasciamo perdere, possiamo sorvolarci fortunatamente. Fatto sta che comincia il secondo tempo, gol, Simeone. Porca troia, subito. E io che mi aspettavo che Maran incominciasse a difendere, invece me coglioni. Fatto sta che dopo il vantaggio, il Cagliari stranamente non incomincia a difendere, ma ogni tanto parte in contropiede. Io dico, qua Maran si è impazzito. Qua Maran si è impazzito, ha preso una strisciata male, gli è partita la sciabarabba e vuole attaccare. Cioè, dopo che tu passi in vantaggio, continui ad attaccare? Non è Maran questo. Però vabbè, scherzi a parte, scusate che devo prendere il posacenere. Ok. E dopo il vantaggio, purtroppo subiamo anche il gol del pareggio da parte di Guamè, che io ovviamente al Fanta l'ho lasciato in panchina, perché è ovvia la cosa, cioè è veramente scontato. Tralasciando questo, gol del pareggio, che secondo me il pareggio non sarebbe stato un risultato giusto, perché sebbene il Genoa si fosse già reso pericoloso, non ha creato abbastanza da poter meritare il pareggio. Abbiamo veramente dominato la partita, non me l'aspettavo, e abbiamo meritato la vittoria. Fatto sta che a me la cosa che mi ha sorpreso di più e che non mi sarei minimamente aspettato è il fatto che immediatamente dopo il gol del pareggio Nandez dalla fascia destra la crossa in mezzo e Zapata se la butta dentro da solo. Un Cagliari che partiva così all'attacco dopo aver subito gol con Maran io non l'ho mai visto, o meglio, sono veramente poche le volte. Adesso non so se questo sia effettivamente un merito dell'allenatore o un merito della squadra, della rosa che era scesa in campo. Penso sia più la seconda, perché conoscendo Maran non è da lui. Anche se giochi in casa non è da lui una cosa del genere. Però ovviamente posso sbagliarmi. E dopo il gol del 2-1 arriva anche il gol del 3-1, la insacca João Pedro dopo che ha fatto una scenetta stile Inzaghi Barone contro la Repubblica Ceca del 2006, che alla fine ci sta, e sigla anche lui il primo gol stagionale, no, non è è il secondo, perché ha segnato pure contro l'Inter. Ha segnato Joao contro l'Inter, ma no, c'ho l'Alzheimer, penso di sì però. Però dato che gli era stato annullato quello col Parma, ha deciso comunque oggi lo rifaccio e l'ha rifatto. Ci sono anche delle note negative per me di questa partita, e sono principalmente due. La prima riguarda le mani. Io vi giuro, adesso vado ad Assemini
e gli dico a tutti che le mani se le possono infilare tranquillamente nel culo, perché non è possibile che nel 2019 ancora non si sono imparati a mettere le mani dietro alla schiena. Mo perché il cacciatore gli ha detto culo che stava fuori dall'area di rigore, ma non è possibile. Cazzo, stiamo nel 2019, le mani mettetele dietro così. Ma non ci vuole una scienza. Perché? Perché dobbiamo rischiare per ste cazzate? Ci può di bene un po' de volte, ma poi basta. Eh, poi se l'andiamo a cercare veramente, allora siamo noi. Siamo noi. Ah, e prima che mi scordo, Olsen veramente mi sta sorprendendo. Mi sta veramente sorprendendo. Non me l'aspettavo, sinceramente ero su Olsen c'avevo proprio tutte le idee più sbagliate possibili. Già mi immaginavo le cappellate che poteva fare. Già mi immagino partite perse 7-8-0. È un animale. Cioè, sinceramente a me non sta facendo rimpiangere Cragno. Ed è un qualcosa di molto molto pesante da dire. Comunque, tralasciando anche Olsen, mi è piaciuto anche Pellegrini. Tanto qua 20% di batteria mi devo sbrigare. Mi è piaciuto tanto anche Pellegrini, però stiamo a parlare delle note negative e secondo me una è stata Castro, perché Castro doveva giocare come trequartista, però non so per quale cazzo di motivo non stava mai sulla tre quarti, ma andava a fare il quarto a centrocampo. Vi prego, ditemi che l'avete notata anche voi sta cosa. E non solo con questa partita, anche quella prima col Parma, faceva il quarto a centrocampo, non so perché, se qualcuno mi sa dare una spiegazione perché non riesco a capirne il motivo. Detto questo il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.